firmato un patto di collaborazione tra il Comune di Feltre e la locale sezione dell'ANA. Tra le due parti è stato infatti sottoscritto uno schema di convenzione che riguarda le attività di protezione civile. È un duplice significato di questa operazione. Il primo è di natura morale. Finalmente gli alpini, assieme agli amici degli alpini, hanno rimesso piede all'interno della loro caserma. Questa è una cosa molto importante per la nostra associazione, per gli alpini e per gli amici degli alpini. La seconda è di natura sostanziale e riguarda il fatto di avere finalmente la possibilità di occupare questi spazi e dedicarli al vero significato ai quali sono stati destinati dall'amministrazione comunale, che ringraziamo. In base all'accordo siglato, il Comune concederà all'unità di protezione civile dell'ANA di Feltre, in comodo d'uso gratuito per 20 anni, i fabbricati dell'area nord-est del compendio della caserma Zanettelli. La convenzione prevede anche un accordo di stretta collaborazione che riguarda la logistica e tutte le operazioni riguardanti i casi di emergenza pubblica, in particolare quelli legati al maltempo. Gli alpini tornano a casa, tornano in caserma. Già in questi anni abbiamo avuto modo di collaborare, mettere mano all'edificio, prepararlo agli scenari amministrativi ma anche alla gestione delle emergenze, e l'ambizione è di farlo crescere, per farlo diventare una sorta di accademia virgolettato della protezione civile, per fare formazione soprattutto rivolta ai giovani e quindi far crescere la cultura della resilienza e della protezione civile. Ma c'è di più. La collaborazione va infatti anche nella direzione di promuovere lo sviluppo alla caserma Zanettelli di un polo per la formazione e l'addestramento dei volontari che vogliono impegnarsi nella protezione civile.